Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati, tante e diverse le notizie del nostro TG, cominciamo con i titoli. Il presidente della regione è autorizzato dal GIP a prendere parte ai lavori a Palazzo Campanella. Il Consiglio dice no al regionalismo differenziato e diffida il governo. Il sindaco di Cosenza lancia l'ultimatum alla regione per la costruzione della metro leggera. Se non parte il cantiere faremo noi. Statua che piange a Cessaniti, il vescovo della diocesi di Vibo, Luigi Ranzo, invita alla cautela. Attenzione, queste cose sono pericolose e possono allontanare dalla fede. Il capo della polizia a Catanzaro, per inaugurare la sezione giovanile delle Fiamme Ore di Judo, annuncia l'arrivo di 100 nuovi poliziotti nella città capoluogo di regione. Nel liceo sportivo di Cetraro nasce il progetto della cittadella dello sport, già finanziato dal governo Gentiloni. Raccolte 90.000 firme per la candidatura del comune di Riace al premio Nobel per la pace. L'ex sindaco lucano, una bella notizia che condivido con tutti i rifugiati del mondo. L'assessore alla Polizia Municipale di Reggio finisce nella bufera. L'esponente della giunta Falco Matà scrive sul suo profilo Facebook: affondiamo gli zingari, in riferimento al derby in programma domenica con il Catanzaro. Tallini chiede le dimissioni. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG, lo avete sentito anche dai nostri titoli. Il Consiglio regionale che si è riunito a Reggio Calabria dice no al regionalismo differenziato e propone un regionalismo solidale, lo propone al governo con un documento. Ai lavori a Palazzo Campanella ha preso parte anche il governatore Mario Oliverio, autorizzato dal giudice per le indagini preliminari. I particolari del nostro servizio. No alla secessione dei ricchi. Il Consiglio regionale della Calabria ha convocato per discutere l'unico punto all'ordine del giorno, sia il processo attuativo del regionalismo differenziato. Ex articolo 116 della Costituzione si determina in modo preciso. L'Assise, per dirla con le parole del presidente della regione, mostra un Sud che non solo si oppone ma propone. Il governatore, autorizzato dal giudice per le indagini preliminari, arriva a Palazzo Campanella in deroga all'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, a cui è sottoposto in quanto coinvolto nell'inchiesta Lande Desolate. C'era molta attesa per il suo intervento, ma il presidente non ha parlato né delle vicende giudiziarie né di coalizioni o PD. Le sue parole hanno come suggellato il documento dell'Assemblea in cui il regionalismo differenziato viene bocciato e nel quale si prevede un disegno legislativo da presentare al Parlamento per l'istituzione di un regionalismo solidale. Oliverio invita all'unità. È importante lo sforzo che sta facendo il Consiglio regionale di definire una linea unitaria su queste problematiche, perché su queste problematiche guai a dividersi. Il documento, in cui si chiedono regole uguali per tutti, sarà inviato al Consiglio dei Ministri. A Cosenza adesso per la metro leggera il sindaco Mario Chiuto lancia l'ultimatum alla regione e dice: se non parte faremo noi. Vediamo il servizio. Questo tratto di Viale Parco è chiuso da ben 141 giorni, l'area è stata delimitata e il traffico è stato interdetto per consentire i lavori per la realizzazione della metro leggera a Cosenza Rende Unical. Il problema però è che qui non ci sono operai che lavorano, è tutto fermo, l'unica cosa che rimane sono le code e i disagi per gli automobilisti. Un cantiere fantasma è proprio quello che sembra. La storia è ben nota, in questi mesi abbiamo assistito al braccio di ferro tra comune e regione, poi le vicende societarie della ditta
ditta che si è aggiudicata i lavori le proteste del comitato No Metro. Risultato: i lavori non sono mai iniziati. Adesso il sindaco Occhiuto è pronto a requisire l'area e il comune subentrerà alla regione per proseguire i lavori se ci dovessero essere altri rallentamenti. Alla cittadella regionale il vertice tra l'ente comunale, l'impresa appaltatrice e la regione. La metro, lo ricordiamo, prevede anche la realizzazione del parco benessere sul lato ovest. Quando sarà completato, insieme alla viabilità alternativa, si passerà sul lato est per lo scavo del binario. I tempi non saranno brevissimi, dunque. Non mancano poi gli intoppi burocratici da superare. La ditta ha presentato nuovi documenti e chiesto somme aggiuntive che adesso sono al vaglio degli uffici regionali. Presentato anche il progetto esecutivo alla regione per l'approvazione, poi toccherà al comune visionarlo e dare il visto. E se ci saranno obiezioni, in quel caso la realizzazione della metro subirà ulteriori ritardi. Restiamo a Cosenza per una brevissima seduta del Consiglio Comunale, 3 punti all'ordine del giorno. Vediamo. Una breve seduta del Consiglio Comunale di Cosenza ha consentito di approvare, con 16 voti favorevoli, i punti all'ordine del giorno senza dar luogo a discussione, in quanto la trattazione preliminare era già avvenuta nella competente commissione consiliare. I punti approvati sono 3. L'aggiornamento del compenso del Collegio dei Revisori, con il voto contrario del consigliere Enrico Morcavallo e l'astensione del consigliere Marco Ambrogio. L'anticipazione di liquidità consentita dalla legge di bilancio 2019 e anche in questo caso si è registrato il voto contrario del consigliere Morcavallo e inoltre l'astensione del consigliere Ambrogio. Ultimo punto all'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale con il voto contrario di Enrico Morcavallo, l'autorizzazione all'acquisizione a titolo non oneroso al patrimonio dell'ente di alcuni immobili di proprietà statale. Sicurezza, scuole e strade. In totale la Calabria avrà a disposizione più di 12 milioni di euro ogni anno. Vediamo. Sicurezza, scuole e strade, ripartite le risorse destinate alle province calabresi. Alla provincia di Cosenza andranno 6.280.000 euro l'anno, la provincia di Catanzaro avrà 2.238.000 euro, Crotone 3.210.000 euro, Bibbo 306.837.000 euro. In totale la Calabria avrà a disposizione più di 12 milioni di euro ogni anno. Effetti del decreto su cui la conferenza Stato, città e autonomie locali ha trovato l'intesa, decreto del Ministero dell'Interno in accordo con il Ministero delle Infrastrutture, dell'Economia e Finanza, che assegna le risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2019. Un investimento importante, sottolinea Alessandro Belicchio, e aggiunge che per garantire la corretta elaborazione dei piani di sicurezza saranno fatte nuove assunzioni tra figure di alto contenuto tecnico professionale come ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice appalti. A Cessaniti adesso, per un caso che sta davvero facendo molto discutere, parliamo della statua delle lacrime su una statua di San Francesco. Il vescovo della diocesi di Vibo, Luigi Renzo, invita alla cautela come sempre in queste situazioni e dice attenzione perché queste cose possono essere pericolose, anzi possono allontanare dalla fede. Vediamo. A boca. Le immagini amatoriali non lasciano dubbi sul fenomeno che sta coinvolgendo un'intera comunità. La statua di San Francesco di Paola, posta all'interno della chiesa di San Nicola a Pannaconi, una frazione di Cessaniti alle porte di Vibo Valencia, è inondata da un liquido che ai fedeli ha fatto pensare che stesse piangendo.
Sebbene il parroco di Pannaconi, don Felice Palamara, si sia affrettato ad invitare i fedeli alla prudenza, ormai si era sparsa la voce, attirando fedeli e curiosi. Da qui la decisione del vescovo, che ha disposto la chiusura della chiesa, mentre la statua sarà sottoposta ai doverosi accertamenti, i soli in grado di dare risposte precise riguardo al tipo di liquido che ha invaso il volto della statua di San Francesco di Paola, per capire seriamente se si tratta di umidità, di condensa, oppure proprio di liquidi di natura umana. Intanto l'invito alla cautela e al silenzio. È chiaro che davanti a questi fenomeni non proprio ragionevoli, ecco, c'è qualche segnale che non è detto che debba essere per forza positivo, può essere anche negativo per appunto disturbare la serenità e la fede della gente. Quindi la fede popolare è una cosa molto bella, profonda, ma può rischiare un po' di evadere da quello che è un po' l'alveo giusto di una fede che è risposta al Signore, che è fedeltà al Vangelo, più che questi fenomeni un po' paranormali. Non sappiamo ancora cosa c'è sotto. Intanto ai fedeli cosa dire? Perché stiano tranquilli, non sono queste le cose che devono spingerci a credere, non sono oggetto di fede. Le apparizioni, nemmeno le apparizioni riconosciute dalla Chiesa sono oggetto di fede. Io posso anche non credere alle apparizioni di Lourdes, non sono contro il cristianesimo o contro la Madonna. Ecco, sono fenomeni particolari che obbligano alla fede quelli che li ricevono, ma gli altri non siamo tenuti. Però, ovviamente, quando c'è un pronunciamento della Chiesa, almeno c'è una garanzia, ma in ogni caso bisogna avere molta prudenza. Il capo della Polizia Catanzaro per inaugurare una sezione giovanile delle Fiamme Oro di Judo annuncia l'arrivo di 100 nuovi poliziotti nella città capoluogo di regione. Vediamo. È arrivato puntuale questa mattina a Catanzaro il capo della polizia Franco Gabrielli, ad accoglierlo il questore Amalia Di Ruocco. Il prefetto Gabrielli ha inaugurato la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Judo. All'evento ha preso parte anche il campione olimpico medaglia d'oro a Sydney del 2000 Pino Maddaloni, che insieme ad altri atleti del gruppo sportivo della Polizia di Stato hanno dato vita ad una dimostrazione della disciplina. Anche attraverso lo sport, ha affermato Gabrielli, si contribuisce ad affermare la legalità. Se vissuto nei suoi principi e nei suoi valori originali è uno straordinario strumento di riaffermazione della legalità, del rispetto degli altri, delle regole. Il prefetto ha poi lanciato un messaggio importante alla città. Ho mantenuto la questura di Catanzaro in prima fascia, ha detto, per scelta, perché i numeri consegnano l'immagine di una 'ndrangheta pervasiva. La questura di Catanzaro, proprio mantenendo la fascia che credo necessiti in questa realtà, avrà un incremento di un centinaio di uomini. E a proposito degli organici, tema questo che interessa le questure di tutto lo Stivale, il prefetto ha voluto precisare. Nel nostro paese c'è stata una stagione nella quale si è detto, si è scritto, si è sottolineato che i poliziotti i carabinieri erano troppi. Nella stagione della finanza creativa, nella stagione dei tagli lineari si è bloccato il turnover. Seconda questione, sulla quale anche qui non ci vuole la zingara. Siccome la stragrande maggioranza degli arruolamenti è avvenuta negli anni '80 e siccome il ciclo della vita professionale anche qui non ci vuole la zingara, mediamente a 60 anni si va in pensione. E siccome la matematica non è un'opinione, da quest'anno al 2030, che non è da qui a 50 anni, ma in questo decennio, nella mia amministrazione se ne andranno in pensione 40.000 persone. Quindi noi dobbiamo recuperare il gap del turnover, del blocco del turnover e le persone che vanno in pensione. Io non ritengo che i problemi siano irrisolvibili, anzi, sono un inguaribile ottimista. Credo che il Paese, l'amministrazione abbiano enormi capacità, ma ci vuole tempo. A Cetraro adesso per la manifestazione di presentazione del progetto Cittadella dello Sport che si è svolta presso il liceo sportivo di Cetraro Marina alla presenza del già ministro dello sport Luca Lotti. Vediamo. Eccolo l'ex ministro dello sport Luca Lotti, mentre accompagnato dal consigliere regionale Giuseppe Aieta, visita il liceo sportivo Silvio Lopiano di Cetraro. Qui, grazie ai finanziamenti stanziati dall'allora governo di centrosinistra,
è stato avviato il progetto denominato Cittadella dello Sport. Il lavoro sulla Cittadella dello Sport a Cetraro, che riguarda non solo il liceo sportivo ma tutta la comunità di Cetraro e non solo. È un investimento che come governo abbiamo fatto negli anni passati per lavorare sulle periferie, per lavorare sullo sport come valore sociale, valore di investimento culturale per i nostri ragazzi. Sarà importante avere campioni che potranno formarsi in questa Cittadella dello Sport, ma sarà ancora più importante formare cittadini migliori. Lo sport, il liceo sportivo non solo servono anche per questo. Mi auguro, spero e credo che gli impianti che lanciamo oggi, che presentiamo oggi e che verranno realizzati, spero prima possibile, potranno servire soprattutto per questa finalità. Una giornata all'insegna delle discipline sportive con momenti di riflessione per incentivare la cultura del benessere fra docenti e alunni che quotidianamente si spendono per la crescita del territorio. È anche una giornata di gratitudine questa, insomma un sentimento che non bisogna dimenticare, che oggi tributiamo all'onorevole Lotti. Coniughiamo il sentimento della gratitudine alla cultura dello sport e lo facciamo in una sede che è simbolo di questa comunità, di questo territorio, perché i licei di Cetraro sono ormai diventati locomotiva dell'offerta formativa del Tirreno Cosentino. Lo facciamo insieme ai ragazzi perché è giusto che loro approfondiscano i temi e non insomma, frequentino lo sport con superficialità. Bisogna sapere tante cose, lo sport è vita ma è anche insomma, tempo libero, ma è anche e soprattutto cultura. Ad accogliere il già ministro Lotti anche il sindaco di Cetraro Angelo Aita, oltre al dirigente scolastico Graziano Di Pasqua, una giornata coordinata dal professor Elio Ferrante. Per noi è un grande onore ospitare uno che fino all'altro giorno è stato ministro dello sport, oggi è onorevole del Parlamento italiano. E che dire, chiaramente ci fa piacere, ma questo che cosa vuol dire? Che ormai la nostra scuola viene considerata anche a certi livelli, chiaramente di questo non posso che essere contento e orgoglioso, ma ciò non vuol dire nulla, perché noi continuiamo sempre a volare basso, a lavorare sempre per il bene dei nostri ragazzi. Le altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Condanne da 20 e 2 anni di reclusione sono state inflitte dal GUP di Catanzaro a 13 collaboratori di giustizia considerati legati alla cosca Giampà di Lamezia. Le accuse contestate a vario titolo sono associazione a delinquere di stampo ndranghetistico, omicidi, tentati omicidi, furti, rapine, detenzione illegale di armi, estorsione e ricettazione. La pena più pesante, 20 anni a Giuseppe Giampà, ritenuto a capo dell'omonima cosca dopo la carcerazione del padre Francesco Giampà, detto il professore. Sono scattate le manette per un cittadino senegalese di 44 anni che era già stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di violenza sessuale continuata. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Rende, nel Cosentino. L'uomo attirava giovani donne con la scusa di vendere loro monili e oggetti etnici, poi le palpeggiava. Il 44enne era stato individuato dai militari su segnalazione di una delle vittime, adesso è finito in carcere. Inchiesta Barbarossa, la direzione distrettuale antimafia di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 30 persone coinvolte nell'operazione sulla locale di 'Ndrangheta de Asti. L'indagine era stata condotta dai carabinieri. Oltre al reato di associazione mafiosa, i PM ipotizzano traffici di droga, estorsioni, rapine e furti ai danni di imprese artigiane. Secondo gli inquirenti, inoltre, presunti appartenenti alla 'Ndrangheta controllavano l'Asticalcio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte alle 3.51 a pochi chilometri di distanza dalle coste di Cariati sullo Ionio Cosentino, l'epicentro segnalato ad una profondità di 8 chilometri. Maltrattamento di animali e resistenza pubblico ufficiale, la polizia ha arrestato un 50enne a Siderno. L'uomo aveva in braccio un cane legato con una corda al collo. Alla richiesta da parte degli agenti di fornire i documenti ha opposto resistenza aggredendo fisicamente i poliziotti. Raccolte 90.000 firme per la candidatura del comune di Riace al premio Nobel per la pace. L'ex sindaco lucano dice una bella notizia che condivido con tutti i rifugiati del mondo. Vediamo.
Riace è simbolo di pace, così che lo percepiscono in 90.000. Sono tante le firme raccolte per la candidatura del comune di Riace al premio Nobel. All'iniziativa promossa dal periodico Left e dalla rete dei comuni solidali hanno aderito 2.750 docenti universitari, decine di parlamentari e 1.250 associazioni. I dati sono stati resi noti nel corso di un incontro con i giornalisti a cui ha partecipato anche l'ex sindaco del Borgo Calabrese Mimmo Lucano. Domani partirà l'iter ufficiale, saranno inviate al comitato del Nobel per la pace a Oslo le motivazioni della candidatura accompagnate dalla firma dei promotori. Mimmo Lucano ha parlato di bella notizia da condividere con tutti i rifugiati del mondo, in particolare con quelli che il vento ha spinto sulle coste della Calabria. Questa raccolta di firme, ha concluso, mi gratifica in un periodo in cui prevale l'amarezza. E ora vi parliamo di una frase che ha creato una serie di polemiche scritta sui social network dall'assessore alla Polizia Municipale di Reggio Calabria, che ha scatenato un vero e proprio vespaio. L'esponente della giunta Falcomatà avrebbe scritto su Facebook: affondiamo gli zingari, in riferimento al derby in programma domenica tra Reggina e Catanzaro. Tallini ha chiesto immediatamente le sue dimissioni. Vediamo. Affondiamo gli zingari, scritto in dialetto reggino. Questo è il post incriminato apparso sul profilo Facebook dell'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, Antonio Zimbalatti. Il riferimento è alla gara di domenica in programma al Granillo fra la Reggina e il Catanzaro, valevole per il campionato di Serie C. La notizia è stata pubblicata nell'edizione di oggi della Gazzetta del Sud e, come era prevedibile, ha suscitato un vespaio di polemiche. Ma davvero si è giunti a tanto per una partita di calcio? Davvero c'è tanto astio nei confronti dei catanzaresi? Beh, l'autore del post nega. Mai pensato ad una cosa del genere, non sono un razzista, e si giustifica dicendo che qualcuno è entrato nel mio profilo social e scritto quella frase. Intanto il segretario nazionale del sindacato FSP della Polizia ha scritto al sindaco Falcomatà chiedendo di rimuovere dall'incarico l'assessore. Analoga richiesta è stata fatta pervenire a Falcomatà dal consigliere regionale Domenico Tallini. L'esponente politico di Forza Italia pretende inoltre che il primo cittadino chieda scusa alla città di Catanzaro. Ora come finirà la vicenda? Attendiamo di saperlo. Di sicuro però è uno scivolone, eppure di cattivo gusto. Ultime ore di calciomercato, sessione invernale, superattive Cosenza e Crotone in B, in C invece scatenata la Reggina. Sentiamo. Embalo in campo nei primi minuti e poi l'ingresso di Sciaudone, autore del gol della rimonta. È un Cosenza rivisitato e corretto, quello che di sicuro vedremo in campo nella seconda parte della stagione cadetta. Il DS Trinchera a Milano ha ceduto ma anche acquistato, in barba a chi pensava che i rossoblù fossero attivi nel calciomercato sessione invernale solo in uscita. Ed ecco che in meno di 24 ore è arrivata l'ufficialità di Kristov, Bittante e Litteri. Manca solo Fiordilino e poi il quadro sarà completo. Alle porte c'è una sfida ostica con il temibile Cittadella, ma è giunto il momento che i lupi facciano la voce grossa, soprattutto fra le mura amiche, dopo aver giocato un girone d'andata niente male e aver cominciato a segnare dopo settimane di digiuno proprio al Bentegodi, costringendo al pari l'Hellas Verona. Anche il Crotone sembra in netta ripresa. Dopo un pareggio e una vittoria esterna serve tornare a vincere allo Scida. In casa i pitagorici hanno raccolto pochissimo e il ritorno di Pettinari potrebbe dare il via alla riscossa rossoblù. In arrivo anche Marz dall'Empoli in prestito. Dopo quasi 2 settimane di trattativa, nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca. Occasione ghiotta per dimostrare la forza dei calabresi. La gara di domenica alle 15 con il Livorno per una sfida che ha il sapore di scontro salvezza. Ultime ore di mercato anche per le calabresi di C. La Reggina si aggiudica anche il terzino sinistro Matteo Procopio, che ha iniziato la stagione nel Sud Tirol. Questo è il video che annuncia l'arrivo del terzino a Reggio Calabria. E chiudiamo con le previsioni del tempo.
Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, alimentata da aria fredda, sta facendo ingresso sul nostro paese, apportando maltempo e nevicate sui monti fino a quote medie. Seguirà un miglioramento con rialzo delle temperature da venerdì. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani, durante la notte e al mattino, rovesci anche temporaleschi sul versante tirrenico e cosentino interno. Nevicate fino a 600-700 metri su Pollino, Catena Costiera e Sila, dove comunque non si escludono fiocchi anche a quote inferiori durante i rovesci più intensi. Oltre gli 800-900 metri su Serre e Aspromonte, tendenza a un graduale miglioramento nel corso della serata. Passiamo ai mari e venti. Domani è agitato il Tirreno, molto mosso lo Ionio, venti moderati da ponente. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, immesso in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.